Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo a Porto Viro, centro sportivo Doni, perché oggi si festeggiano 10 anni del Delta Volley. Adesso entriamo, grande pubblico, c'è la prima squadra naturalmente, ci sono tanti protagonisti di questi 10 anni eccezionali di questa squadra importante che ha portato agli onori della cronaca un piccolo paese di provincia come Porto Viro nella A2. Guarda, davanti a me c'è anche Luca Guolo. Buonasera Luca, come stai? Bene, insomma sono venuto all'inaugurazione dell'anno della pallavolo, dei 10 anni, scusa, pensavo fosse l'inizio. E niente, come amministrazione comunale, tutti i miei colleghi siamo qua per dare insomma un sostegno. Okay. Noi continuiamo il nostro viaggio, ciao Luca. Abbiamo la prima squadra. Beccata al volo, beccata al volo l'ex sindaco. Buonasera, come sta? Posso fare un primo piano a una persona che conosco molto bene, alla Veronese. Come stai? Chiaro, vecchia carogna. No, qua siamo in diretta, poi tra l'altro diretta nazionale, ma può succedere. Allora, sindaco, 10 anni di ex sindaco, scusi, 10 anni di volley, lei è stata una delle più agguerrite sostenitrici. Che soddisfazione è stato secondo lei per il paese di la città di Porto Viro? Beh, credo che sia stata e continuare ad essere una delle punte più alte dello sport nel nostro territorio. E, insomma, a me ha fatto molto piacere essere una rappresentante della prima ora, insomma, il cuore nero fucsia c'è sempre stato, c'è ancora il simbolo, e quindi insomma è stata una grande soddisfazione. Tante sono state le soddisfazioni, ma credo che con la capacità di presidente Gigi Veronese sicuramente arriveranno ancora altri traguardi, quindi gli auguro, perché insomma l'impegno è sempre stato un impegno a 360 gradi totale e proprio profuso, dando il 100%. Grazie sindaco, le posso chiedere un piacere? Lei che ancora c'ha un'autorità, può mandare a Bologna questa bella signora che... Ciao bella, ho fatto un uso privato. Continuiamo. Poi buonasera, siamo in diretta, vediamo chi possiamo beccare. Però avevo visto il sindaco. Ragazzi, buonasera, siamo in diretta, direttissima, ciao. Ciao. Buonasera, ciao. Volevo cercare il sindaco, qua c'è il tavolo dell'autorità. Presidente, poi dopo Presidente devo intervistarla seriamente, però adesso qua stiamo facendo una diretta. Adesso sono il presidente cameriere. Ok, a dopo allora. Va bene, grazie. Allora, tavolo delle autorità, il comandante Finessi, il consigliere Marino, il sindaco e Mattia, buonasera, il vice sindaco Giacomo, ci siete proprio tutti. Buonasera. Aspetta che mi manca questo signore qua. Buonasera anche a lei, che non so chi è. Sono il presidente regionale della pallavolo. Ecco, io mi scuso perché di pallavolo ne so poco, però mi fa piacere essere qua con voi. C'è sempre tempo per imparare, quindi. Ciao. Ci vediamo dopo. Allora, tutto è pronto, quindi noi adesso abbandoniamo questa nostra diretta e facciamo un servizio naturalmente domani sulla Voce di Rovigo. Vedete, un servizio importante su questo avvenimento. Ripetiamo, 10 anni di Delta Volley, 10 anni di questa compagine sportiva che ha dato lustro sicuramente a Porto Viro in particolare, ma a tutto il Polesine. Avere una squadra che è in Serie A2 penso sia una soddisfazione per tutti quelli che amano lo sport e tutti quelli che soprattutto amano il Delta. Da Leandro Maggi ci faremo un servizio naturalmente più approfondito e meno improvvisato di questa intervista, di questa diretta, ma è un piacere essere qua per festeggiare, ripeto, 10 anni di Delta Volley. Buonasera a tutti.